Partite subito forte, le atlete del Rapallo Pallanuoto hanno sorpreso il Bogliasco-Bene quest'oggi mai in partita. Al Poggiolino, nella seconda giornata di campionato, le padrone di casa hanno fatto proprio il derby 16-5. Le ragazze di mister Antonucci sono state molto precise in difesa e hanno sfruttato le loro migliori armi, tra queste il contropiede. È ancora presto per fare calcoli, ma la soddisfazione in casa giallo-blu è alta. Siamo sicuramente una squadra molto rinforzata, però abbiamo veramente un organico molto giovane, con delle ragazze di assoluto valore, di interesse anche nazionale, ma comunque molto giovani, quindi dipenderà molto dalla crescita che riusciranno ad avere in questo campionato. Possiamo arrivare, il minimo è confermare le posizioni dell'anno scorso, che è quella di arrivare comunque nelle coppe europee, poi quello che ci sarà in più vedremo, però l'obiettivo è sicuramente quello di migliorare la stagione dell'anno scorso. Un derby che le mie ragazze non hanno giocato. Con queste parole invece il tecnico del Bogliasco-Bene analizza la gara a Bordovasca. La bravura delle rapallesi poteva essere arginata con un impegno maggiore, spiega, cosa che non si è vista. Nonostante ciò è ancora presto per preoccuparsi. No, non mi preoccupa, so che alti e bassi ne avremo tanti noi, non sarà il primo, purtroppo non sarà, questo è il primo e non sarà l'ultimo. Dispiace quando succede, perché si è mancata una bella occasione per crescere. Se capiranno quello che hanno fatto e durante la settimana faranno qualcosa di più, forse ne sarà valsa la pena anche perdere in questo modo. Lo vedremo.